Mezzogiorno in punto, buongiorno e bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Come sempre sarà un viaggio tra le news del territorio del Veneto. Partiremo da Bassano con tantissime notizie, poi ci sposteremo a Vicenza, a Treviso, Padova, Belluno, ma andremo anche sull'altopiano. Anzi, ci andiamo immediatamente perché vedo collegato il nostro Ferdinando Garavello direttamente dal Sacrario. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno, buongiorno Sharon, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo collegati qui da questo luogo simbolo della Grande Guerra in altopiano, il Sacrario del Leiten, che vedete alle mie spalle, abilmente inquadrato da Fabio Verin. Qui riposano le spoglie di oltre 50.000 caduti della Prima Guerra Mondiale, di cui più di 30.000 senza nome, e passerà di qui la fase più importante della Dunata Triveneta degli Alpini, e questa è la notizia del giorno non solo per l'altopiano ma per le penne nere di mezza Italia, possiamo dire, perché è ufficiale: la Dunata Triveneta degli Alpini, saltata, rinviata a causa del Covid, si farà qui ad Asiago 8, 9, 10 luglio e naturalmente noi ci saremo, seguiremo tutta la 3 giorni. Se mi permetti do anche un brevissimo programma di massima, perché abbiamo parlato poco fa con il presidente della sezione Monte Ortigara Biasia, che ci ha già dato un programma di massima. Con il venerdì si partirà con l'inaugurazione dell'ampliamento del museo della Grande Guerra dell'Altopiano dei Sette Comuni a Roana, poi ci sarà uno sfilamento qui con le penne nere che arriveranno fino al Sacrario del Leiten, poi ci sarà la messa officiata dal cardinale Parolin. Il sabato sarà invece il giorno dedicato al pellegrinaggio in Ortigara. Naturalmente faremo in modo di essere anche lì, perché sarà una cerimonia veramente molto importante. Le penne nere saliranno alla colonna Mozza sul Calvario degli Alpini per una cerimonia che sarà di sicuro di grande impatto emotivo ma anche storico. Poi ci sarà una selezione di cori nei paesi dell'altopiano. Infine domenica sfilamento con migliaia di alpini qui ad Asiago. Sfileranno per le vie del centro, si sta definendo già il percorso, nei prossimi giorni avremo già il percorso definitivo. Passeranno anche di qui, renderanno omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale qui nel Sacrario del Leiten, passeranno proprio qui dove siamo noi e poi torneranno verso il centro. Sarà una 3 giorni importantissima anche per l'altopiano, anche dal punto di vista turistico, perché si aspettano davvero decine di migliaia di persone per quel periodo qui in questo territorio che, lo sappiamo, insomma, è stato colpito come tante altre zone turistiche dai disastri causati dal Covid e poi anche da quello che sta succedendo, insomma, alle porte dell'Europa. La paura si sente, tanta gente arriverà qui. Sarà un modo per ripartire. Dopo ricordiamo la Dunata nazionale che si terrà invece a Rimini. Quindi gli alpini tornano ad Asiago 16 anni dopo la Dunata nazionale che si è svolta qui e di cui porta ancora le tracce questo bellissimo territorio. Come dicevamo all'inizio del collegamento, noi ci saremo qui tutti i giorni con dirette praticamente continuative per seguire tutte le fasi di questa importantissima manifestazione, che comincia però ad aprile e a maggio con altri eventi di cui parleremo poi nei nostri telegiornali. Accompagneremo questa Dunata con pillole, approfondimenti. C'è tanto da raccontare qui, non solo la storia della Prima Guerra Mondiale, la storia degli alpini, ma anche un'area che ha tanto da dare sotto il profilo turistico, quindi potremo parlare di malghe, di cultura cimbra, enogastronomia. Insomma, sarà un impegno davvero forte anche per il gruppo Media Nord-Est, che ricordiamo sarà presente. A questo punto, Sharon, questa era la notizia del giorno dall'altopiano. Da qui in poi comincia questo percorso con cui racconteremo la Dunata Triveneta degli Alpini ad Asiago 8, 9 e 10 luglio. Se non ci sono domande ti cedo la linea. Grazie mille Ferdinando, è stato bello essere con te anche solo per qualche minuto sull'altopiano con questa giornata meravigliosa. Grazie mille, ci vediamo tra poco. Intanto noi torniamo a Treviso perché torniamo a parlare dell'omicidio di Paolo Vai, morto per soffocamento la notte del 18 luglio 2019. Ieri in tribunale a Treviso la sentenza di primo grado: 26 anni per l'ex compagna Patrizia Armelin e 16 per la giovane complice. Vediamo il servizio.
Hanno assistito alla lettura della sentenza impassibili Patrizia Armellin e Angelica Cormacci. Forse le mascherine hanno nascosto parte delle loro emozioni. Per le due donne oggi è stato il giorno del primo giudizio, con la Corte d'Assise di Treviso che le ha condannate complessivamente a una pena di 40 anni, 24 anni di carcere per la 56enne Armellin, 16 per la giovane complice 26enne Cormacci. Per i giudici trevigiani non ci sarebbero dubbi, sono loro le assassine di Paolo Vai, l'uomo morto per soffocamento la notte del 18 luglio 2019 a Vittorio Veneto nell'abitazione di via Caldei Romani dove l'uomo viveva. Il PM Davide Romanelli in realtà aveva chiesto l'ergastolo per l'Armellin, ex compagna della vittima, e 14 anni per la Cormacci. Il movente, secondo l'accusa, era economico. Le due donne avrebbero ucciso Vai per incassare una serie di polizze assicurative da oltre 400.000 euro. La difesa ha sempre sostenuto che l'uomo, quella maledetta sera di luglio di 3 anni fa, sia morto per arresto cardiaco a seguito di una crisi epilettica, versione questa di fatto confutata dalla relazione dell'anatomopatologo Alberto Furlanetto, secondo cui la morte di Vai era stata causata da uno schiacciamento toracico con frattura di alcune costole e conseguente asfissia. Le due donne, questa la ricostruzione, avrebbero colpito l'uomo già ubriaco con un bastone, finendolo poi con un cuscino schiacciato sul volto. Per Vai quindi nessuno scampo. Condanna per Patrizia la pena di anni 24 di reclusione e Cormacci Angelica la pena di anni 16 di reclusione. I giudici hanno condannato le due imputate anche una provvisionale di 50.000 euro a favore della parte civile Roberta Bencini, l'ex moglie di Paolo Vai, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese legali. La difesa ha già annunciato l'appello. Il fatto stesso che non sia stato dato l'ergastolo dimostrerebbe che l'impianto accusatorio non sarebbe stato accolto del tutto dal collegio giudicante, e mentre si attendono le motivazioni, a rappresentare la comunità di Vittorio Veneto è il sindaco Miatto. Si può dire che c'è stato una giustizia che si è espressa, a sufficienza o no, non sta a me dirlo, resta l'amarezza per l'assassinio che è avvenuto. La vittima non ce l'abbiamo più fra di noi, abbiamo soltanto le colpevoli, oggi sappiamo che lo sono, e per la comunità vittoriese resterà un brutto ricordo. E a Resana una banda di ladri sfonda la vetrina di un negozio di bici e fugge con il malloppo. Quante bici sono state portate via? Beh, per la precisione 8. Del valore di quanto più o meno? Beh, siamo intorno ai 40.000 euro solo di bici. Poi bisogna vedere i danni alle strutture che secondo me non saranno esigui. Matteo è il titolare del Ciclo Bottega Bike Shop di Resana e questa mattina è stato svegliato da una telefonata da parte delle forze dell'ordine che non avrebbe mai voluto ricevere. La vetrina del suo negozio è stata sfondata intorno alle 4:30 del mattino utilizzando una macchina rubata da una banda di ladri che sono fuggiti via con un bel bottino sotto le braccia. Hanno preso le bici, lasciato la macchina in moto e sono scappati in bici. E sono scappati su questa strada, giusto, lungo? Mio figlio ha visto che sono scappati per questa strada. Però dove porta? Perché ci sono le cinsioni. Ci sono le reti e non so neanche, perché io che abito qua da sempre, non so neanche dove porti quella strada, non lo so. Tanta paura, sì, paura perché ti senti la casa tremare quasi. E noi siamo abituati al rumore perché siamo in una strada, sono nata qua. Però, ripeto, è brutto, non lo so, è angosciante. Un grosso danno avvenuto in un momento sbagliato in cui le piccole e medie imprese del territorio sono in ginocchio per via del caro bollette e carenza di materie prime. Dobbiamo cercare di bloccare questa vetrata che è stata completamente scardinata, almeno per superare il fine settimana in sicurezza. Dopodiché speriamo che anche reperire il materiale per rifare gli infissi non ci metta troppo tempo, visti i tempi che corrono. Non sarà semplice, non sarà economico, però non ci si sta qui a piangere addosso, cioè bisogna fare presto. Un episodio violento che non si era mai verificato a Resana, ma che si sta diffondendo sempre di più in quanto i prezzi delle bici da corsa professionali stanno esplodendo e possono rappresentare un bel malloppo. Sono circa 10 giorni che stanno comunque battendo tutti i negozi di bicicletta dei dintorni, perché sono stati qui vicino a Castelfranco Veneto, a Cittadella, a Feltre, a Belluno, insomma
Sappiamo di essere sempre sotto il loro controllo. Una bicicletta da 8.000 euro che magari ha liste d'attesa di un anno, figurati, pochi giorni la piazzano. E ora qualche minuto di pubblicità, ci vediamo tra poco con ancora tantissime altre news dal territorio. Sono le 12:12, bentornati in diretta col nostro Focus TG, il nostro viaggio attraverso le news del territorio, e torniamo a Treviso perché appunto Treviso è la provincia che sta accogliendo il maggior numero di rifugiati dall'Ucraina. Noi in questo momento non posso nascondere che siamo in forte difficoltà nel far fronte a tutte queste emergenze, però lo affrontiamo con serietà, la chiediamo allo Stato, chiediamo all'Europa di metterci a disposizione degli strumenti. Che tradotto significa soldi per sostenere l'emergenza. Gli arrivi sono costanti e lo confermano i numeri. Siamo arrivati in Veneto a quota 2.900, Treviso con 948 persone è la provincia che sta accogliendo più rifugiati. Sono donne, bambini e anziani, e perché l'accoglienza sia dignitosa, sottolinea il presidente ANCI Mario Conte, reduce della videoconferenza con ANCI Nazionale, servono fondi subito. Uno dei temi è l'urgenza, perché la guerra non aspetta che l'Italia assuma dei provvedimenti di sostegno alle famiglie, le necessità sono oggi. Anche questa mattina i primi nuclei familiari che si sono fatti carico degli ospiti cominciano a venire in comune a chiedere un aiuto, perché corrisponde tra l'altro questa emergenza con il caro bollette e con le difficoltà anche legate al mondo del lavoro, perché ricordo che siamo reduci da 2 anni di pandemia. I profughi stanno continuando ad arrivare, ma in maniera disordinata, con flussi non sempre controllabili. Da questa mattina sono operativi, conferma la Regione, i primi 3 hub per l'assistenza sanitaria a Isola della Scala, Anoale e Valdobbiadene. Anche il primo cittadino del comune trevigiano rinnova l'appello al sostegno per gestire l'accoglienza. C'è la prospettiva che il Guicciardini possa essere utilizzato anche per l'accoglienza più ampia che ci dobbiamo apprestare nei prossimi giorni. È importante che siano date le regole e anche i canali per poter sostenere tutti gli aiuti necessari. Guicciardini, punto di prima assistenza sanitaria, ma con i suoi 200 posti letto potrebbe diventare vero e proprio hub. Ovviamente i pasti, l'accompagnamento, insomma l'assistenza, come qualsiasi situazione di emergenza da profughi provenienti da altre parti del mondo ha sempre richiesto, quindi attendiamo che ci siano queste disposizioni. Oggi nel pomeriggio in prefettura a Treviso è stato convocato un nuovo tavolo di coordinamento. È fondamentale, chiosa Conte, che tutti gli attori dell'accoglienza, Caritas, Comune, Provincia, servizi sanitari collaborino tra di loro. C'è bisogno di coordinarsi in modo di non disincentivarla, la solidarietà, anzi di promuoverla, ma di coordinarla, di gestirla, perché ricordiamo sempre che tra le altre cose abbiamo ancora una pandemia che non è scemata. Da un'emergenza all'altra, da quella umanitaria a quella economica, perché adesso parliamo appunto del caro bolletta. I fondi messi a disposizione per l'emergenza Covid del comune di Treviso sono in esaurimento e c'è chi sta rivolgendo ai servizi sociali per chiedere aiuto. Questi sono gli interventi economici che abbiamo effettuato nell'anno della pandemia, e quindi al 31/12/2021 siamo riusciti ad aiutare sulle spese legate proprio all'abitare, quindi anche bollette, affitti e così via, oltre 450 nuclei familiari. Dal sostegno al pagamento di affitti e locazioni fino alle spese sanitarie e alle bollette, in un anno nel pieno dell'emergenza Covid il comune di Treviso ha immesso nel territorio oltre 370.000 euro, la liquidità di cui il settore servizi sociali era in possesso. Un fondo però, ammette l'assessore Tessarolo, destinato ad esaurirsi molto presto se il trend di aumenti dovesse prolungarsi ancora per molto. Le richieste di aiuto sono continue. A chiedere sostegno sono le famiglie già seguite dai servizi sociali, ma anche quelle che oggi stanno offrendo il loro supporto ad altrettante famiglie in fuga dalla guerra. Un'emergenza nell'emergenza che colpisce a ricaduta anche le tasche dei trevigiani. Oggi cominciano ad arrivare richieste le più svariate. Devo dire che il comune di Treviso si era preparato grazie alla collaborazione con il territorio, in modo particolare con le parrocchie e con gli empori, e quindi avevamo destinato dei fondi Covid
proprio il territorio in modo da poter avere una liquidità diffusa e poter dare aiuti alle famiglie. I risparmi sulla lunga durata sono così destinati ad esaurirsi. Servono fondi a disposizione. Occorre agire a livello nazionale con le proposte che abbiamo sentito, quindi sia ad esempio eliminando le accise, ma soprattutto agire nei prossimi mesi in maniera decisa, riuscire a prepararci per il prossimo autunno. Ma c'è anche un'altra emergenza, in questo caso legata all'ambiente, quella della siccità. Siamo molto preoccupati di questo, perché evidentemente gli invasi non si riempiono e sono la scorta per l'irrigazione estiva. Questo è una vera preoccupazione, un vero dramma. Allarme siccità, mai così poca acqua negli ultimi 30 anni. Le immagini del Piave dall'alto, qui siamo a Macerata, mostrano chiaramente la gravità della situazione. Non piove da mesi e di montagna non c'è neve, quindi non si può contare nemmeno su nuovi apporti dal disgelo. I laghi montani, da Santa Croce al Cadore al Mis, sono al 48%. I maggiori problemi per l'agricoltura, i consorzi non hanno la certezza di poter garantire prossimamente l'irrigazione. Stiamo aprendo ormai con la stagione e tutte le aziende sono pronte per iniziare le semine. E c'è una vera preoccupazione, perché noi non siamo in grado di garantire che ci sia l'acqua per l'irrigazione e sappiamo benissimo che un'impresa agricola, quando ha effettuato la semina, ha effettuato tutte le spese. Un'ulteriore tegola sulle imprese agricole già in grande difficoltà per il caro energia, ma questo purtroppo non è l'unico problema legato alla siccità. Dall'altro lato, paradossalmente, c'è un altro grosso problema, che è quello appunto che non riusciamo a fornire l'acqua alle diverse centrali idroelettriche che abbiamo lungo i nostri canali, le quali tra l'altro producono energia pulita ed energia in un momento come questo, sapendo che importanza e che valore che ha strategico anche questo aspetto. Perciò siamo veramente un dramma nel dramma. E ora cambiamo pagina per raccontarvi i numeri del Covid di oggi, numeri forniti appunto dall'azienda Zero, dalla regia dovrebbero fornirci l'immagine. Grazie mille dalla regia. Come vedete nella giornata di oggi i nuovi positivi sono 4.584, quindi ancora positivi, e invece andiamo a dare uno sguardo ai pazienti attualmente positivi in area non critica. Rispetto alla giornata di ieri sono, come potete vedere, -3, quindi notizia positiva, e invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono -6. Diamo uno sguardo forse al dato più importante, quello dei decessi, che ieri erano 6, oggi sono 5, ma comunque è un numero ancora importante che in qualche maniera deve essere risolto, quindi manteniamo sempre l'allerta, non è ancora finita. Ma a proposito di sanità ci spostiamo nel nostro territorio a Bassano, perché arriva l'ennesima segnalazione di un disservizio riguardante l'ULSS 7 Pedemontana. Un nostro telespettatore ci segnala un problema al punto prelievi di Marostica. Punto prelievi ad accesso libero, anzi no, e dopo 3/4 d'ora di attesa tutti a casa. Dopo le segnalazioni sulle code al punto tamponi del San Bassiano di qualche settimana fa, l'ULSS 7 torna a scontentare gli utenti con la gestione dei prelievi. La segnalazione arriva da un nostro telespettatore che ci racconta di aver avuto bisogno di effettuare un prelievo di sangue in vista di un ricovero. Essendo residente a Colceresa, si è recato quindi al punto prelievi dell'ULSS 7 più comodo, ovvero quello di Marostica. Prima di partire si era informato sull'eventuale necessità di prenotare la prestazione e, avendo visto che non serviva, è andato tranquillamente al punto prelievi. Dopo essere arrivato alle 7 del mattino ha dovuto aspettare 45 minuti solo per sentirsi dire che la prestazione non sarebbe stata effettuata. Il motivo? Molto semplice, il punto prelievi non era più in grado di accettare utenti con prelievo completo. A dare la triste notizia alle molte persone che aspettavano pazientemente dalle 7 del mattino è stato un addetto alla vigilanza che con gentilezza e mestizia non ha potuto che rimandare a casa che era in attesa. C'è chi ha potuto effettuare comunque il prelievo pagando magari di tasca propria in una delle strutture della zona, ma qualcun altro di certo si è trovato in forte difficoltà. Il nostro telespettatore, e siamo certi anche molti altri, hanno già segnalato la faccenda all'ufficio relazioni con il pubblico dell'azienda sanitaria della Pedemontana. Ora la segnaliamo anche noi di Rete Veneta, inserendola nella lista dei disguidi e disservizi causati dalla disorganizzazione. Eppure sarebbe bastato aggiornare le tabelle e le informazioni presenti sul sito
dell'Ul7 per evitare altri disagi alla popolazione. E ora ci spostiamo a Castello di Godego perché sono state ore di angoscia per i familiari dell'81enne scomparso da più di 15 giorni. Ora potrebbero essere fondamentali le immagini di videosorveglianza. Vediamo il servizio. Ecco le ultime immagini che riprendono Giancarlo Antonello, l'81enne di Castello di Godego, scomparso lo scorso 23 febbraio dall'ospedale di Portogruaro, dove era stato curato dopo una brutta caduta. L'uomo, lo ricordiamo, si divideva tra il comune del Trevigiano e Pramaggiore, dove vive la compagna. Sarebbe dovuto rimanere sino al giorno seguente in osservazione, ma è uscito dal nosocomio del veneziano ed è sparito. Queste sono le immagini che lo riprendono all'uscita dall'ospedale. È evidente la fasciatura sulla testa, si nota la sua incertezza, ma fondamentale alle ricerche potrebbe essere la persona che state vedendo che ha incrociato Antonello poco dopo l'uscita dall'ospedale, come conferma la presidentessa di Penelope Veneto che sta seguendo la famiglia. Si vede benissimo che lui, che aveva preso una direzione, incontra e parla con una persona che sembrerebbe un uomo e poi cambia immediatamente direzione e prende la direzione di Concordia Sagittario, che è poi il luogo dove c'è stato questo avvistamento delle ore 1:30 di notte del 24. Quindi se questa persona si è riconosciuto nel video, ha riconosciuto la circostanza e l'incontro con Giancarlo, noi chiediamo che si faccia viva. Cominciano già ad arrivare ai carabinieri segnalazioni di avvistamenti, tra questi una parrebbe attendibile, sempre nella zona tra Portogruaro e Concordia Sagittaria. Un gruppo di ragazzi che stava facendo una partita di calcetto pare avesse notato un anziano con una fasciatura sulla testa passare velocemente vicino al campo in bicicletta. Qualcuno ha notato la scomparsa di una bicicletta fra la notte del 23 e del 24? L'appello è rivolto a chiunque possa aver visto, notato, incrociato Giancarlo Antonello in quelle fatidiche ore. E torniamo a parlare della morte del giovane Vittorio Piva, solo 17 anni, di Crespano. Abbiamo incontrato la preside dell'Agraria, scuola che lui frequentava al 4º anno. Si terranno lunedì prossimo alle 15 nel patronato del Duomo della frazione di Crespano del Grappa i funerali di Vittorio Piva, il 17enne morto mercoledì schiantandosi con la moto a pochi metri dalla sua abitazione. Vittorio frequentava il 4º anno all'Istituto Agrario Parolini di Bassano. La sua scomparsa lascia un vuoto tremendo e qui tutta la scuola, ragazzi, insegnanti non riescono a farsene una ragione. La dirigente Carla Carraro è visibilmente toccata da questa tragedia. La scuola è ovviamente senza parole. Abbiamo perso un alunno in un modo tragico, in una fatalità che nessuno mai avrebbe voluto sentire. Ci stiamo rendendo conto di come un compagno sia così importante per una classe, per una scuola. I compagni di classe hanno perso non solo un compagno, hanno perso un amico, perché Vittorio è un ragazzo molto espansivo, giocherellone, amava la scuola, amava lo studio, ha scelto la nostra scuola proprio perché appassionato. E quindi stiamo cercando, facendoci forza a vicenda, di superare. E proprio lunedì, a ricordare questo ragazzo strappato alla vita da appena 17 anni, ci sarà tutta la sua classe, ci saranno gli insegnanti, ci sarà la preside per l'ultimo saluto al compagno, all'amico, all'alunno, a Vittorio. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché ancora tantissime news. Pochi minuti alle 12:30, bentornati in diretta col nostro Focus TG. Come sapete, il nostro viaggio tra le news del territorio. Ci spostiamo a Cittadella, dove il 1° aprile scatta il formaggio in villa.
Marzo si porta via lo stato d'emergenza per il Covid e aprile si apre con la prima manifestazione di grande rilievo per il Veneto. Scatta il 1° aprile Formaggi in Villa, che porterà il meglio della produzione casearia nazionale a Cittadella. Per 4 giorni, da venerdì a lunedì, la città murata sarà invasa da amanti del gusto che troveranno cacio per i loro denti. In ballo anche altri settori dell'enogastronomia nazionale, approfondimenti, focus, degustazioni guidate e tanto altro ancora. Nel segno del destino, la prima manifestazione che abbiamo annullato nella programmazione degli 800 anni, la prima manifestazione vera di dimensione nazionale che Cittadella è pronta ad accogliere nel post pandemia. 31 marzo finisce l'emergenza sanitaria, il 1° aprile vi aspettiamo a Formaggi in Villa tra le mura di Cittadella. L'evento doveva rappresentare l'avvio delle celebrazioni per gli 800 anni delle mura di Cittadella, poi tutto è finito nel tritacarne dell'emergenza Covid, ma ora ci sono le condizioni per ripartire e la città murata guarda al futuro con rinnovata fiducia. Questa era la manifestazione di inizio dei nostri festeggiamenti nel 2020 per gli 800 anni delle mura. Festeggiamo la dinascita, diciamo, del nostro territorio, quindi è una volontà di ripartire non solo per i cittadellesi ma anche per tutte le nostre attività economiche, perché comunque il flusso di persone che verrà a Cittadella avrà la possibilità sì di assaggiare dei buoni formaggi ma anche di fare acquisti nei nostri negozi e soprattutto di visitare Cittadella. Partner dell'iniziativa è il Consorzio di tutela del formaggio Asiago DOP, che si presenta alla riapertura delle grandi manifestazioni nazionali del settore con i motori già caldi. L'importanza e soprattutto l'attesa è grandissima. Sono 2 anni che questa manifestazione non può essere fatta per motivi che conosciamo tutti e siamo pronti a ripartire. C'è tanta attesa, c'è tanta voglia di iniziare questa manifestazione. Asiago è il main partner della manifestazione. Questo è un periodo molto complicato, tanto è vero che già con la pandemia abbiamo avuto molte difficoltà, soprattutto in tutti quei settori dove l'Asiago veniva utilizzato, per esempio nella ristorazione, piuttosto che anche magari all'estero. È stato un periodo duro dove le nostre aziende, i nostri soci che producono formaggio Asiago sono stati molto bravi. E ci spostiamo ad alta quota, a Longarone, dove la prossima edizione di Agrimont registra già il tutto esaurito. Abbiamo 200 imprese che si sono prenotate, che saranno presenti, abbiamo 250 marchi rappresentati, abbiamo tutta una serie di convegni di approfondimenti dal bostrico alla biodiversità, quindi abbiamo solo l'unico punto di domanda sono ancora i visitatori. Torna la Fiera dell'Agricoltura di Montagna con la 41esima edizione di Agrimont negli spazi di Longarone Fiere. Nelle immagini la conferenza stampa di presentazione dove sono stati presentati i temi tecnici come il nuovo PSR, ma anche il controllo del bostrico causato da e ancora la comunità del cibo con il centro consorzi, la potatura, le api, fino al confronto sul protocollo per i veterinari del Veneto proposto dall'Associazione regionale degli allevatori. Un appuntamento immancabile quindi e non solo per gli imprenditori del settore. Possono venire anche le famiglie, quindi è una fiera aperta, è una fiera per tutti, quindi io invito tutti a venire il 19 e 20 di marzo, il 25, 26 e 27 di marzo. È una fiera in presenza, quindi anche un'occasione d'oro. Per ritornare tutti insieme. Finalmente per tornare tutti insieme, speriamo presto. Ci spostiamo a Vicenza per parlare del settore sociosanitario, in particolare di badanti, perché c'è stata una maxi frode delle società di fornitura di manodopera. Una maxi frode da 39 milioni di euro, quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza, sotto sigillo 36 immobili tra Marche, Toscana, Lazio, 2 imbarcazioni da diporto, 3 auto di lusso, 27 partecipazioni societarie, 2 orologi preziosi e numerosi conti correnti. Indagini nate dopo un esposto nel 2018 da parte di una badante attiva nell'Alto Vicentino che ha spiegato alla Finanza di Schio di essere stata costretta da un dipendente di un'agenzia di Padova a corrispondere una somma di denaro all'atto dell'assunzione e della percezione del primo stipendio. Le indagini hanno permesso di far luce su una vasta frode che si celava dietro l'operatività di tale agenzia. Nonostante fosse il front office sul territorio per la fornitura di manodopera, le badanti erano formalmente inquadrate all'interno di società cooperative con sede legale a Roma e operativa a Milano, ma di fatto inesistenti. Sono state individuate 17 società cooperative attive in tutto il territorio nazionale in svariati settori economici di fornitura di manodopera:
badanti, infermieri, personale paramedico, autotrasportatori, braccianti stagionali e operai edili per oltre 3.000 posizioni lavorative comunicate, risultate tutte irregolari. Tutte queste cooperative avevano un front office che erano le agenzie situate su tutto il territorio nazionale, ma a monte il costo del lavoro era totalmente abbattuto attraverso le indebite compensazioni derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Quindi una frode fiscale che ha permesso di sottrarre alle casse dell'erario circa 39 milioni di euro, che è l'importo del sequestro preventivo che è stato eseguito nei giorni scorsi. Solo in Veneto sarebbero 1.400 le badanti inquadrate attraverso le collegate agenzie di Padova, Vicenza, Campo San Piero e Dolo, realizzando un volume d'affari di oltre 5 milioni di euro. 20 le persone fisiche a vario titolo denunciate per i reati di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA e indebita compensazione. E anche Vicenza è schiacciata dalla crisi dell'energia, del caro carburante. I benzinai in protesta spengono le luci degli impianti. Benzinai sul piede di guerra, da lunedì la mobilitazione con l'iniziativa Impianti in penombra, in cui anche le stazioni di servizio vicentine terranno le luci spente dalle 19 alle 7 del mattino per ridurre i costi energetici. Questa è una forma di protesta per far capire al governo la necessità di un intervento immediato. Chiediamo la sterilizzazione dell'IVA, chiediamo una riduzione delle accise, una riduzione o un credito d'imposta per quanto riguarda le transazioni bancarie, che vanno a incidere molto sul conto economico delle gestioni. Tutto questo a fronte di una ristrutturazione completa della rete. Chiediamo un tavolo di emergenza al governo, che diventa importante in questo momento, e un tavolo anche di settore, perché il settore è in difficoltà da molti anni e penso che sia il momento di prendere in mano questa situazione. Strozzati dagli aumenti e margini ridotti all'osso, il rischio che rilevano è quello di azzerare la categoria, che conta 1.600 impianti in regione che danno lavoro a quasi 3.000 operatori del settore. Le gestioni hanno un guadagno medio di 3,5 centesimi al litro, quindi con gli ultimi aumenti di costi fissi il margine del gestore si è ridotto circa 1,5 centesimi, quindi insostenibile per la categoria. La Federazione dei Benzinai ha inviato una lettera ai parlamentari veneti chiedendo sostegno per istituire un tavolo di concertazione ministeriale. E ora sentiamo la voce dei tanti utenti oggi in difficoltà. Una disperazione, io sono rappresentante e quindi faccio 2 pieni a settimana, più di 100 euro a pieno. Gasolio, ecco, 120 euro, fino a pochi mesi fa era 70 euro, 80 euro, quindi... Sì, preoccupata sì, ormai si va a lavorare per pagare la benzina. Cerchiamo di limitare le uscite, andare fuori a meno mangiare. Perché devo spendere i miei 20-30 euro per un lavaggio quando posso spenderli per la benzina? Facevamo anche 10-12 macchine al giorno, adesso ne facciamo 1-2. Io mi sono messa il budget per mangiare a mezzogiorno, di stare con un toast. Per me pagare 70 euro un pieno, che vuol dire il 10% del mio stipendio, e non ne faccio uno al mese. Stavo già pensando di andare in bicicletta al lavoro. Si va meno in giro, piuttosto si sceglie di stare a casa, perciò anche il ristorante non ha lavoro e quindi è tutto un circolo, chiaramente. Purtroppo per motivi di lavoro devo muovermi e quindi sono costretto a dover insomma, pagare. Noi così non possiamo andare avanti. Il giorno 14 deve lasciare il furgone e il camion a casa, non lavora più della merce, deve portare più, basta. Come farà allora? Come farà a vivere allora? Non si può, andiamo avanti così per vivere. Non si può, non c'è da mangiare, non c'è da bere, non c'è niente, deve pagare a casa affitto, deve pagare bollette, questo. Se abbiamo una bolletta le paghiamo subito, non paghiamo neanche bollette, basta più. Il Covid ha sicuramente lasciato un segno indelebile. Nasce a Cornedo Vicentino il Parco della Rinascita. 28 querce in memoria delle 28 persone di Cornedo che sono state strappate dal virus ai loro cari. Si chiamerà Parco della Rinascita, l'area verde fra strada Campagna e via Palazzina. Sarà inaugurato la mattina del 18 marzo in occasione della giornata nazionale per le vittime del Covid. Il Parlamento ha istituito la giornata nazionale di vittime di Covid. Cornedo vuole dare solennità a questa giornata,
attraverso l'istituzione di questo nuovo parco che abbiamo appunto chiamato Parco della Rinascita. 28 querce della varietà Petra, alberi che accorpano un duplice valore simbolico. La quercia è presente infatti nello stemma della Repubblica Italiana e in quello di Cornedo Vicentino. È una tipologia autoctona in via di estinzione, quindi il gesto si lega anche al concetto di tutela ambientale. Poi c'è la forza che la quercia rappresenta nel dare un senso di continuità e infinito a queste persone. La piantumazione non è fatta a caso, la piantumazione per chi avrà la voglia di venire in questo parco è fatta a forma di infinito, c'è un 8 rovesciato e anche questo è un simbolo che vogliamo dare affinché queste querce siano a perenne memoria, infinita memoria di coloro che hanno subito questa tragica perdita. Coinvolti nell'iniziativa gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cornedo che per l'occasione hanno partecipato ad un concorso di idee ed hanno tramutato il nome Parco della Rinascita in un segno grafico riportato in una targa che sarà posta nel parco. E ora qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché torneremo con ancora tante news. 12:44, bentornati in diretta col nostro Focus TG, come sempre tantissime news da tutto il territorio, da tutto il Veneto, e adesso andiamo a Requaro Terme perché ci sono buone notizie. Il borgo storico delle Terme di Recoaro è stato selezionato dalla Regione Veneto come progetto pilota per l'accesso ai 20 milioni di euro messi a disposizione dal Piano Nazionale Borghi previsto dal PNRR. Ad ufficializzarlo l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari a pochi giorni dall'appello lanciato dalla Sala Consiglio della provincia di Vicenza da istituzioni, associazioni di categoria e operatori del turismo. L'intero territorio vicentino ha infatti dato il proprio sostegno al progetto di Recoaro, che prevede la rigenerazione del territorio con interventi su compendio termale delle fonti centrali, il recupero e ammodernamento di spazi destinati alla ricettività, il potenziamento dell'offerta culturale. L'obiettivo è di valorizzare l'offerta di Recoaro con infrastrutture e servizi e renderla attrattiva creando nuovi posti di lavoro e nuove occasioni per la residenzialità, valorizzandone le potenzialità puntando su wellness, sport e natura. Ora spetta al Ministero della Cultura dare il via libera all'arrivo dei fondi dopo la verifica della proposta progettuale. Ci spostiamo nel Padovano perché un uomo è stato denunciato dopo aver fornito un falso vaccino per ottenere il Super Green Pass. Ha tentato di corrompere un farmacista vaccinatore per farsi certificare una finta somministrazione di vaccino anti-Covid in modo da poter ottenere il Green Pass rafforzato. La Guardia di Finanza di Padova ha denunciato per il reato di istigazione alla corruzione un 44enne di Arzignano che tra gennaio e febbraio del 2022, quando è scattato l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori, ha contattato numerosi farmacisti di Padova e provincia proponendo somme di denaro in cambio di una falsa attestazione di vaccinazione per poter andare a lavorare. L'uomo, dipendente del settore alberghiero, contattava le farmacie tramite i canali social come WhatsApp o Messenger e senza tanti giri di parole tentava di corrompere i farmacisti vaccinatori. Alla fine, a febbraio, un farmacista di Padova ha denunciato tutto ai finanzieri che hanno avviato l'indagine. Dopo aver acquisito una copia della corrispondenza online tra il 44enne Novax e il farmacista, lo hanno individuato e identificato. L'uomo è stato così denunciato per il reato di istigazione nei confronti del farmacista nella sua veste di incaricato di pubblico servizio. E anche a Padova in aumento gli arrivi dei rifugiati dall'Ucraina e il console onorario invita ad organizzare al meglio le richieste di accoglienza e di aiuti. Gli ucraini continuano la loro fuga dalla guerra e nei prossimi giorni gli arrivi di profughi in Veneto potrebbero aumentare. La Polonia ormai è satura e non può più accogliere. A spiegare la situazione sempre più drammatica il console onorario per l'Ucraina Marco Toson. Nelle prossime ore sono attesi in Veneto 200 bambini sfollati dagli orfanatrofi. Molte le richieste di accoglienza che arrivano dai privati, ma serve organizzazione, spiega il console, che prevede tempi molto lunghi per la risoluzione del conflitto. Attenzione che queste persone non potranno rimanere un giorno o una settimana, dovranno rimanere
speriamo che la guerra finisca presto e possiamo portare queste persone a casa, ma prevediamo che ci siano delle problematiche notevoli, che queste persone devono trattenersi sui nostri territori per un periodo molto lungo. Serve coordinamento anche per reperire gli aiuti. Il sito Hope per l'Ucraina viene aggiornato quotidianamente con le richieste di beni necessari. Drammatica anche la situazione degli imprenditori veneti che hanno sedi in Ucraina e stanno cercando di salvare le produzioni. Tantissime aziende ci stanno chiamando per attività praticamente che sono saltate o filiere di impresa che praticamente non riescono a far fronte praticamente alle loro attività. Quindi crisi per le imprese italiane che erano presenti nel territorio ucraino e crisi per le aziende italiane che facevano del territorio ucraino una fonte di approvvigionamento o di distribuzione. Padova è in prima linea con il MAP, il mercato agroalimentare, per ricevere prodotti deperibili da distribuire in tutta Italia. Sono in arrivo 120 camion di mele dall'Ucraina. Abbiamo creato un centro su Padova e anche su Verona per cercare di accogliere materie deteriorabili, quindi materie di alimentari che praticamente quelle che sono possibili fare uscire, perché alcune sono bloccate per le uscite per l'emergenza ucraina, ma certe possono uscire, e quindi stiamo organizzando trasporti di per esempio 120 camion con magazzini importanti ucraini che vengono spostati nel territorio italiano per evitare che siano praticamente persi o bombardati. Intanto anche il comune di Padova ha attivato un numero per fornire informazioni ai profughi in arrivo in città. Abbiamo attivato un centralino in cui dare risposta, sono moltissime le domande, come fare i documenti, dove andare, proprio un centralino di informazione che smista in maniera corretta e dà aiuti in tutti i sensi. Torniamo a parlare della morte di Antonio Carraro. Grande il cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore padovano. I funerali si svolgeranno mercoledì prossimo nella chiesa di Campodarsego, il paese dove ha sede l'azienda. Un legame mai interrotto, quello della famiglia Carraro con Campodarsego, la terra dove tuttora hanno sede due gruppi nati dalla Giovanni Carraro, fondata dal padre di Antonio e anche di Mario, la Antonio Carraro SPA e la Carraro SPA. Antonio Carraro si è spento venerdì all'ospedale di Belluno e proprio a Campodarsego, nella chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, saranno celebrati i funerali mercoledì 16 marzo alle 15. La sera di martedì alle 19:30 nella stessa chiesa sarà recitato il rosario. Ultimo dei 6 figli, dal padre, Antonio aveva ereditato uno spirito da pioniere e con i suoi collaboratori per tutta la vita ha cercato di perseguire l'ideale del trattore più bello del mondo, ha scritto sul sito dell'azienda e nei social della famiglia, rendendogli omaggio. Lo abbiamo visto, il caro carburanti sta colpendo in maniera forte tutto il comparto. Vediamo il servizio. Qui non si parla tanto di blocco, si parla proprio di un fermo anche singolo, perché le capacità di continuare proprio diventano minime. Il prezzo dei carburanti che vola giorno dopo giorno preoccupa gli autotrasportatori. Se alcune sigle annunciano scioperi e blocchi, la CNA aspetta al tavolo indetto al Ministero con la vice ministro Teresa Bellanova. È chiaro che anche il governo nelle scorse settimane ha lasciato briciole, poche cose che ci ha concesso. Noi in questo caso abbiamo bisogno proprio di un importante segno dal nostro governo, perché il caro gasolio, che tra l'altro nella prossima settimana è annunciato aumenti ancora, quindi io ritengo che a questo punto martedì 15, che abbiamo un incontro nel pomeriggio con la viceministra Bellanova, ci sia una sensibilità verso i nostri confronti per arrivare a qualcosa di più concreto. È il momento che il governo faccia la sua parte e le sue proposte, ci dicono i rappresentanti di categoria, che faticano, come la maggior parte dei cittadini, a capire questi rincari alle pompe. Il prezzo al distributore è evidente a tutti, ma comunque vorrei anche sottolineare che secondo noi c'è anche parte di speculazione su questo, che va a gonfiare i prezzi. E a proposito di caro benzina, vediamo la situazione qui a Bassano dei benzinai.
Scorre veloce la colonnina del distributore, quella che vediamo si riferisce al gasolio, 2,199 euro il prezzo al litro, superiore come ovunque a quello della benzina. Prezzi mai visti, conferma Gabriella Brun, che da 40 anni gestisce questo impianto con la famiglia. Nella mia attività non l'ho mai vista fino adesso, probabilmente la situazione che c'è adesso ha portato a questi eventi, adesso vediamo cosa succede. Se all'inizio i prezzi convincevano i cittadini alla prudenza nel rifornimento, le cose si sono invertite negli ultimi giorni. All'inizio la gente era un po' preoccupata, adesso è ancora preoccupata, però pensa di riempire sempre il serbatoio perché il giorno dopo potrebbe essere peggiore la situazione. Allora dicono, siccome aumenta ogni giorno, oggi riempio e domani non si sa. Non è diversa la situazione negli altri impianti dove è corsa a rifornimento per il timore che soprattutto il gasolio inizi a scarseggiare, come ci raccontano i gestori, un orizzonte che resta molto incerto. È una situazione che non mi è mai capitata, sinceramente, non saprei dirle neanch'io cosa succederà. Penso che dovrà cambiare, perché se no sicuramente anche la situazione delle ditte non può reggere. Perché a questi prezzi noi lavoriamo parecchio con le ditte, non possono continuare a lavorare con questi prezzi. Le ditte, ma anche il privato, un po' tutti praticamente. Caro carburante, caro energia, stanno mettendo in ginocchio i cittadini ma anche i comuni. Vediamo che cosa succede a Villa del Conte. Non è San Valentino e neppure un appuntamento ad atmosfera romantica. Sono i costi dell'energia che hanno convinto la giunta di Villa del Conte con il sindaco Antonella Argenti a riunirsi attorno a un tavolo a lume di candela durante tutte le riunioni della settimana. Una flebile fiamma per continuare il nostro lavoro senza sosta, nonostante gli aumenti di tutte le materie prime che mettono in ginocchio il paese, incrementi di spesa che ci costringono a mettere mano anche ai servizi di illuminazione pubblica per non gravare con bollette impossibili pagate con la fatica di tutti, ha spiegato il primo cittadino, che ha voluto anche ricordare le tante vite cadute nelle ultime settimane di guerra. Non l'unica iniziativa. Dalla prossima settimana tutta l'illuminazione pubblica del paese verrà spenta a luna di notte. Resteranno accesi solo i lampioni delle vie centrali e delle rotonde. E forse sarà il caso di educare a un'educazione ambientale, appunto partendo dagli studenti di Vicenza. I ragazzi di quarta dell'Istituto Fusinieri appunto di Vicenza hanno incontrato il naturalista Daniele Zovi. Si è parlato di temi di attualità e soprattutto questo incontro è servito per far capire al pubblico quanto è importante la natura e che bisogna preservarla nel miglior modo possibile. Abbiamo trattato temi come il nostro disastro Vaia, abbiamo imparato che non è corretto inserire una sola specie di piante nel nostro territorio, ma è più conveniente la varietà di specie. Dal modo in cui l'uomo è intervenuto nel corso dei secoli sulla natura alle conseguenze climatiche, dagli animali che popolano i nostri boschi al rapporto con loro, tematiche quanto mai attuali snocciolate da Daniele Zovi, scrittore naturalista e divulgatore scientifico originario dell'Altopiano, esperto di foreste e animali selvatici, membro dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze, che ha lanciato agli studenti l'invito alla conoscenza diretta dell'ambiente che ci circonda. Quello che noi abbiamo chiamato natura, come se fosse una cosa esterna a noi da una parte e la natura dall'altra, ecco, si sta rivelando invece esattamente la nostra casa, dove troveremo la nostra salvezza. È fondamentale che i ragazzi e le ragazze imparino a conoscere meglio questa casa, perché io credo che siamo stati tutti un po' distratti in questi decenni, attratti più da strumenti come il cellulare, i computer, e abbiamo un po' perso l'abitudine a contatti diretti con la natura. Camminare tra i boschi, gesto semplice e gratuito che forse la pandemia ci ha portato a riscoprire. Fusinieri infatti si è impegnato anche questa volta in un progetto educativo di grande attualità per cercare cioè di sensibilizzare i suoi ragazzi alla tutela dell'ambiente, all'acquisizione di corretti stili di vita e alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
Il Veneto e quindi anche il territorio padovano è ricco di borghi, carichi di storia e culture. Ce ne parla il presidente di Immobiliare Marco Polo, Aldo Rozzi-Marin. Il Veneto, lo sappiamo, regione turistica con uno scrigno fantastico di gioielli, ce ne sono alcuni però che spiccano sugli altri, sono tantissime strutture, tantissimi monumenti, tantissime ville. Dove stiamo andando con questo genere di patrimonio? L'Immobiliare Marco Polo SRL ha l'onore di gestire due bellissimi complessi monumentali che sono Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e il complesso monumentale della Rocca, che vuol dire il Castello Cini, il Mastio Federiciano, Villa Duodo, quindi due beni monumentali che meritano di essere visitati dopo questo periodo difficile di pandemia. Parlare di la Villa Contarini vuol dire ricordare l'attribuzione del Palladio, parlare del Palladianesimo, parlare della civiltà delle ville, di quello che c'era dietro, parlare di un tempo della Venezia legata all'università, alle esplorazioni, eccetera. Vuol dire raccontare della famiglia dei Contarini che hanno fatto grandi cose, non solo in politica, ma anche scoperte, scrittori, no? La stessa cosa su Villa Duodo, no? Parlare di Scamozzi, parlare della famiglia Duodo, quanto erano legati al papato, la storia delle 7 chiese, tutte queste pagine delle storie che a volte non vengono neanche insegnate nelle scuole e che noi con onore vogliamo continuare a raccontare e trasmettere ai visitatori. Questo era l'ultimo servizio, grazie per aver passato con noi questa ora della vostra giornata e ci vediamo con le prossime edizioni dei nostri telegiornali. Buongiorno.